fare kite qua? Dove c'è una spiaggia? Qua credo un po' più difficile, dovresti cercare verso il Molo Audace, vai da quella dal parte, molo. prova, e poi giù di là verso la diga. Sì, Sì, prova. Oh, grazie. Prova. Se sei Buon bravo. matrimonio. Grazie, ciao. Piacere. Ciao. Sto cercando un posto che si chiama Molo per andare a fare kite. Molo? Molo. Vieni, guarda che ti porto io. Molo. Ah, lo sai dov'è? Sì, sì, vieni. Ah, dai, mi metto dietro? E dove se no? Ah. Dai, vai, vuoi partire? Inside your heart, inside your mind, what makes you laugh, what makes you cry, oh, Grazie mille. Tu conosci la Barcolana? Sai qualcosa? Giusto un po'. Giusto un po'? Sì. Va bene, giusto per dire. Grazie. So resistant with your heart on guard, but I'm persistent, no, I'm not giving up, no, I'm not giving in. There's so much to lose, there's so much to live. Yeah, yeah. Oh yeah. I just wanna see what's inside your heart, inside your... Ma sei tu questo? Oh sì, 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 questo è stato l'altro giorno. Ma dai! Che bell'articolo! Non l'avevo visto. Cosa fai? Io faccio kitesurf. È un sport con l'aquilone e con la tavola. Che bello! Sulle onde. E adesso quando lo fai? Dovrei... Normalmente sono qua che aspetto la bora che entra, però... La non bora, vedo da nulla. quello che io so, arriva lunedì. Lunedì? Lunedì, sì. Tutto? Sì. Mamma mia. E io verrò a vederti. Oh, bello. Boh, speriamo che arrivi almeno. Just wanna see what's inside. Per me il kite vuol dire vita, salute, la felicità, adrenalina, stare bene, divertirsi, tutto, completo. Le cose più pazzesche che ho fatto col kite, poco tempo fa, è stato andare col kite col divano e anche andare col kite in 3 persone, uno sopra l'altro, che è una cosa che non ho mai immaginato di fare e quest'anno l'ho fatto, è stato fighissimo. Sperando che entra la bora, che farò un spettacolo qua con il kite strapless, che è una modalità nuova, diversa, che vai con una tavola senza gli strap, cioè i piedi sono solo appoggiati. Io devo saltare, fare i giri in aria, fare girare la tavola, anche camminando sopra l'acqua, trascinando sopra l'acqua. Sarà una cosa diversa, bella. Sono arrivato qua a Trieste, mi hanno detto che ci sta questa bora. Boh, non ho girato tanto, però ho girato un bel po' e ho mai sentito dire di questo tipo di vento e sono arrivato qua, mi hanno detto che è forte e quando entra potente e lo vorrei vedere, lo vorrei conoscere, lo vorrei sfidare. Amici della Barcolana, sono venuto qua per sfidare la Bora. Bora, ti voglio sfidare. È stato figo. Peccato che si poteva venire qua a soddisfare il pubblico che volevo che io saltassi. Però era molto difficile. Com'è questa bora? Bella,
È difficile da conquistare il cuore, però molto bella. Sono stato contento. Ci devi spiegare tu come fai a rimanere attaccato a questa tavola, perché non ha le prese, non ha niente, e tu riesci a saltare. No, c'ho un calamite sui piedi. Sì, hai la calamite. Quindi questo è ferro. No, è super leggero. Come hai fatto a prendere la tavola e poi a camminare sull'acqua? Boh, quello è una tecnica che tu, con la velocità, quando vai forte, che tu togli la tavola dal piede e metti i piedi in acqua e lì ti fai trainare per un po' di tempo e dopo lo rimetti. Diciamo che è uno dei miei trick preferiti. Grandi amici della Barcolana, grazie mille per avermi chiamato qua, sono divertito un casino. Grazie un'altra volta, alla prossima magari.